presenti, che sono anche loro, anche ex rappresentanti dei cittadini, ma anche e soprattutto amici. Io non è senza emozione che intervengo oggi, perché ricordo quando 7 anni fa ci presentammo per la prima volta a Padova, presentammo per la prima volta la squadra dei candidati per le elezioni politiche. Eravamo cittadini che iniziavano a fare politica, proprio perché non avevano trovato una risposta da parte di coloro che in quel momento cercavano in qualche maniera di rappresentare le esigenze dei cittadini in Parlamento, né da una parte né dall'altra. Siamo nati per questo, per riempire un vuoto di rappresentanza. Ecco, in quel momento avevamo tante aspettative, tante ambizioni, tanto entusiasmo. Sicuramente non potevamo prevedere che a distanza di qualche anno ci saremmo trovati qui in una sala, con sottoscritto candidato addirittura alla presidenza della Regione Veneto, a fianco a una persona che ha iniziato con me questo percorso proprio in quella sede, in quella sala di un hotel come questa di Padova, che è un ministro della Repubblica e che sta trasformando tutte le idee, tutte le proposte, tutti i programmi che avevamo e che sono proprio essenziali per il cambiamento di questo Paese. Perché io partirei da dire 2 parole di me. A me non piace molto parlare del sottoscritto, ma capisco che sia opportuno. E allora qualche minuto volevo dedicarlo a questo. Ho 52 anni, la sfida tra candidati più o meno abbiamo tutti la stessa età. Sono nato a Padova e sono sposato, ho 2 bambini di 4 e 6 anni. Mio padre faceva il professore, ma voleva laurearsi in medicina, quindi lavorava di giorno e studiava di notte. Ed è riuscito a laurearsi quando io e i miei fratelli eravamo già grandicelli. Ma questo è un esempio anche abbastanza comune qui in Veneto, perché il Veneto è una regione dove i cittadini sono abituati a rimboccarsi le maniche, a perseguire un obiettivo, a lavorare anche 15 ore al giorno se necessario, e ci arrivano. Ecco, io ho avuto questo insegnamento, questo importante insegnamento da parte di mio padre, quello di non mollare mai, quello di mettere i valori, i principi davanti a altri tipi di interessi che poi sono limitati ad un arco temporale molto ristretto, invece i principi e i valori in cui crediamo sono universali. Mio padre era di Vicenza, mia madre è di Padova. Mia madre mi ha insegnato il valore della famiglia, il valore dell'onestà, il valore della solidarietà. Entrambi, grazie a loro, grazie ai loro sacrifici, sono laureati. E anche questa è una storia ordinaria. Io penso di essere ordinario, di essere un cittadino nato nel Veneto, cresciuto in Veneto come sono tanti altri. Però grazie ai genitori, così come tante altre famiglie, ho potuto laurearmi e anche ottenere una specializzazione ambita in una università prestigiosa come l'Università di Oxford. Ho iniziato a lavorare, ho fatto diversi lavori, ho lavorato 4 anni all'estero, sono stato responsabile di uno stabilimento per conto di una società, qui, una nota società qui di Treviso. Avevo la responsabilità di 140 persone, seguivo la distribuzione e la vendita di prodotti dall'estero in tutto il mondo. Poi sono tornato in Italia, ho lavorato presso altre aziende, sempre nel settore, sempre come direttore vendita, settori commerciali. Però da Veneto non potevo non ascoltare quel richiamo che è un po' endemico della nostra regione, che è un po' quello di mettersi per conto proprio, quello di non dover rispondere, quello di mettersi anche in gioco, quello di costruire all'interno di un'organizzazione che ci si dà, anche per apprezzare maggiormente i risultati del nostro lavoro. Quindi mi aprì la partita IVA, questo nel 2008, e iniziai un periodo da libero professionista, da consulente aziendale, che ebbe anche dei frutti, perché portò alla costituzione di una società assieme ad un socio a cui sono riconoscente perché mi ha sopportato per tanti anni, che è specializzata, perché è una società tuttora vivente, nell'assistenza tecnica alle imprese nel settore della conformità di prodotto e di processo. C'è un motivo per cui faccio questo esempio. Una delle principali certificazioni che noi sostenevamo e di fatto poi andavamo a implementare
nelle aziende, nelle imprese del nostro territorio era l'FSC, il PFC, che sono certificazioni del legno, o meglio della provenienza del legno, da foreste certificate secondo criteri di ecosostenibilità. È chiaro che se io gestisco la foresta tagliando il legno in proporzione rispetto a quello quanto ricresce, quella è una fonte di approvvigionamento inesauribile e sostenibile dal punto di vista ambientale. E qui io ci tengo a parlarvi di questo perché è stata un'esperienza importante, perché noi eravamo un'azienda privata, vendevamo servizi a società private. Io personalmente avevo proprio il compito di incontrare gli imprenditori, di spiegare quelli che sono i vantaggi per ottenere questo o quell'altro valore aggiunto immateriale rispetto a un prodotto che altrimenti sarebbe stato come gli altri nel mercato competitivo. E quello che ne è la conseguenza è che si incontravano le esigenze di aumento del fatturato e quindi della commerciabilità dei prodotti e quello di fare un investimento che invece è essenzialmente etico. Detto in altre parole, un investimento etico che quindi si trasforma in uno sviluppo sostenibile, in una tutela dell'ambiente, in minori emissioni, in rispetto dell'ambiente in cui viviamo, veniva fatto perché se ne aveva un profitto. Quindi già sta in piedi questo meccanismo in una microeconomia dove l'investimento nell'ambiente si trasforma in un investimento che porta ad aumentare la cifra d'affari. Questo è importante perché spesso viene visto questo tipo di investimento come un pochino la ciliegina sulla torta rispetto all'altro. No, oggi è quella la torta, oggi è quello il settore a maggior potenzialità di crescita. Detto questo, veniamo un attimino alla situazione nostra in regione. Io credo che il nostro impegno in regione debba partire da non fare alcuni errori che sono stati fatti dagli altri e dai quali vogliamo e dobbiamo prendere le distanze. Oggi ci troviamo di fronte ad un'amministrazione regionale che sostanzialmente è immutata, sono sempre gli stessi, da 20 anni. Mi limito all'essenziale, altrimenti vi toccherei qui a lungo. Ma insomma, 20 anni fa in Veneto non avevamo quel marchio di infamia che è il Mose, che è un investimento straordinario da un punto di vista dell'idraulica e di ingegneria, che però ha marchiato il Veneto con un marchio di infamia, perché è questo il Mose, ci metteremo probabilmente generazioni prima di scollarcelo di dosso. E noi abbiamo ereditato una regione che era conosciuta ed è conosciuta per tutt'altro e si dirà, vabbè, ma cosa c'entra il Mose con la regione? Ora, a parte il coinvolgimento di qualche assessore regionale su cui non voglio entrare, ma non è il Mose, è il project financing, è buttare i soldi dalla finestra, è spendere 13 miliardi per una superstrada pedemontana veneta che è utile, attenzione, io non ho mai detto in vita mia che non è utile, specialmente la fascia pedemontana dal nord di Vicenza alla provincia di Treviso. Ma se costa 2 miliardi 258 milioni, per quale motivo al mondo i cittadini del Veneto devono spendere 11 miliardi in più per una sola infrastruttura? Questo è un errore che non si deve ripetere, perché quei soldi là noi li toglieremo dagli altri servizi, ma non i nostri, quelli delle generazioni future, perché questo debito di 13 miliardi verrà spalmato sui 39 anni della concessione. E questo è il primo punto. 20 anni fa il Veneto aveva 2 banche solide, che erano anche un orgoglio. Ora mi si dirà, vabbè, ma Cappelletti, cosa c'entra questo con la gestione della regione? Beh, io ho l'onore e l'orgoglio di aver presentato alla stampa degli esposti che avevamo presentato in Procura della Repubblica sulla mala gestione della Popolare di Vicenza Veneto Banca, che hanno, non per parole mie, ma per parole del procuratore capo della Repubblica di Vicenza di allora, dato origine alle indagini che hanno portato al processo attuale sulla Banca Popolare di Vicenza. E perché vi dico questo? Perché quando il Movimento 5 Stelle, schierandosi dalla parte dei cittadini, 200.000 famiglie sono state ridotte sul lastrico dal crack di queste banche, quando noi ci siamo schierati dalla parte dei cittadini e abbiamo presentato pubblicamente in procura degli atti dai quali poi sono nate, anche dai nostri esposti sono nate le indagini, beh, i rappresentanti apicali della Regione Veneto andavano all'assemblea di azionista dicendo, difendendo il management di Veneto Banca, dicendo che Banca d'Italia non deve fare i controlli.
Con il senno di poi questo dovrebbe far riflettere, perché è avvenuto nello stesso momento. È avvenuto nello stesso momento. 20 anni fa in Veneto c'era inquinamento, sì. C'era un inquinamento da farsi più grande d'Europa, grande come il lago di Garda, che coinvolge 300.000 persone ma potrebbe coinvolgere 800.000. Quella è un'azienda che era stata individuata, poteva essere chiusa, ci sono gli strumenti, non è stato fatto. Perché non è stato fatto? Perché non è stata chiusa? Perché quando il Movimento 5 Stelle, anche qui, non avendo risposte dalla politica, ha presentato esposti su esposti alla Procura, l'attuale processo in corso nasce da quegli esposti, nasce anche da quegli esposti. Perché la Regione ci ha minacciato il Movimento 5 Stelle di querela per aver sollevato allarme rispetto a questo inquinamento che in fase iniziale non si delineava così grave come si conosce attualmente. Perché quando noi depositavamo gli esposti in procura, la Regione autorizzava quella stessa azienda a sintetizzare un'altra molecola altrettanto pericolosa, se non più pericolosa, il Genix, che poi è stato trovato regolarmente sullo stato dell'ambiente, quindi c'è un nesso di causalità tra chi ha sintetizzato quella molecola, solo quell'azienda lì, e il Genix che è stato trovato in ambiente. Perché la Regione non ha informato ARPA di questa nuova molecola in considerazione delle indagini in corso che c'erano in quel momento nei confronti di questa società? Sono troppi gli interrogativi, perché poi alla fine non è una questione ambientale, e l'associazione i medici per l'ambiente ha stimato già in 1300 morti per malattie correlate all'inquinamento da FAS. Quindi è un problema che riguarda la salute nostra, dei nostri figli, delle generazioni future. E da questo punto di vista non è stato fatto nulla. Il consumo di suolo è un altro tasto dolente. In Veneto siamo arrivati a impermeabilizzare un'area del 12,40% negli ultimi 20 anni. Negli ultimi 2 anni il Veneto è in cima alla classifica nazionale per consumo di suolo. Però anche qui, capiamoci bene, non è un problema ecologico. E il problema è che ad ogni pioggia anomala andiamo sotto acqua. Abbiamo visto che nei giorni scorsi ci sono alluvioni, ci sono dei costi poi in capo ai soggetti privati e anche ai soggetti pubblici per rimediare ai danni che vengono fatti. È chiaro che si è superato quello il limite che non era superabile. Pensate che il tasso medio di impermeabilizzazione sul territorio nazionale è circa doppio in Veneto rispetto la cifra nazionale è circa la metà rispetto al dato del Veneto. E anche questo è un errore che non dobbiamo fare. Non dobbiamo ovviamente aggravare sull'inquinamento atmosferico, e purtroppo viviamo in una regione, che lo sappiamo bene, dove ci sono 6 capoluoghi di provincia su 7 che sforano i limiti di legge di inquinamento, di presenza di particolato nell'atmosfera nei primi mesi dell'anno. Ora anche questo è compito della regione tutelare la salute dei cittadini. Non è sicuramente colpa della regione se c'è questa situazione, dipende anche dalla morfologia, dalla nostra situazione particolare di paese, ma tutte le iniziative politiche devono andare nella direzione di ridurre questo rischio. L'Agenzia Europea per l'Ambiente ha dichiarato che in Italia ci sono 87.000 decessi, 3 volte tanto il Covid, per malattie correlate al sistema respiratorio aggravate dalla situazione di inquinamento ambientale. E questi decessi sono in buona parte in pianura padana e in Veneto. E cosa facciamo noi per inaugurare la fase 3 post-Covid in Veneto? Inauguriamo un centro di riciclo ecosostenibile che dà lavoro a 300 persone, magari un modello per l'Italia intera? No, inauguriamo, anzi autorizziamo, ringraziando il cielo, siamo ancora in una fase preliminare, un nuovo inceneritore, tra l'altro proprio a Fusina, Marghera, nella zona più inquinata del Veneto, che già ha pagato un costo altissimo dal punto di vista dei problemi alla salute dei suoi abitanti. Ma questa, se non è questa miopia, come la potremmo definire? C'è poi il problema della sanità in Veneto. Noi sappiamo che abbiamo una sanità di eccellenza, questo è riconosciuto. Nonostante ci sia stato un tentativo negli ultimi anni di smantellare pezzo dopo pezzo. Nel bilancio consultivo 2018 €1 su 4, il 23% per essere preciso, viene destinato alla sanità pubblica, il 70% dei servizi di riabilitazione in Veneto sono servizi, alla sanità privata, il 70% dei servizi di riabilitazione in Veneto sono destinati delle risorse sono destinate alla sanità privata.
Noi vogliamo che la sanità in Veneto sia di eccellenza, ma sia pubblica. Io credo che questo ci abbia insegnato l'emergenza che abbiamo attraversato in questo momento, o quantomeno che non vengano sottratte risorse importanti, indispensabili dalla sanità pubblica per essere messe nella sanità privata. Durante questi 20 anni fa, pensate, c'era il 25% di posti letto in più nei nostri ospedali. Molti ospedali sono stati chiusi, altri sono stati accorpati. 25% dei posti letto sono stati chiusi. Certo, non per responsabilità esclusiva della regione, non voglio dire questo, lo so, ci sono state delle leggi, ci sono stati dei tagli nei finanziamenti alle regioni, ma se visto che qui siamo a Mestre, vediamo quanto è costato l'ospedale dell'Angelo, se è un ospedale da 230 milioni, di cui 130 milioni pubblici, viene pagato in Proge Finanzi 1,7 miliardi, e non andiamo a sottrarre risorse alla sanità privata. E quelle risorse che sono sottratte alla sanità privata non sono i minori servizi che diamo ai cittadini. E se in Veneto vado a vedere la statistica, in Veneto mediamente spende 790 euro all'anno in sanità privata, vuol dire che abbiamo servizi sanitari di eccellenza, ma se i nostri servizi sanitari sono di eccellenza, perché buttiamo via i soldi in sanità privata? Non sono buttati via naturalmente, sono servizi probabilmente straordinari, però è chiaro che se in Veneto si spende di più della media nazionale in sanità privata, qualcosa che sulla sanità pubblica non va, c'è, e su quello vorremmo intervenire. Infine, sì, vabbè, però in Veneto state bene, le aziende lavorano, c'è occupazione. Bene, anche qui, 20 anni fa il Veneto era diventato mitico, si parlava del nord-est come locomotiva che trainava l'intera economia nazionale. Oggi, a distanza di 20 anni, il prodotto interno lordo del Veneto è sceso addirittura al di sotto di quelle delle nostre regioni contermini, ad esempio l'Emilia Romagna, che ha meno abitanti del Veneto. E non solo il prodotto interno, ma evidentemente anche il reddito pro capite è diminuito dei veneti sotto quello dei cittadini Emilia Romagna. E come se non bastasse, il dato ultimo che è uscito dall'Istat qualche giorno fa, che ha indicato nel 18% dei cittadini del Veneto a rischio povertà, a rischio esclusione sociale, è il più alto del nord e del centro Italia. Ecco, questi sono dei primati e sono degli errori, perché questo non è casuale. Queste conseguenze di scelte sbagliate sono state fatte nella politica regionale nei passati decenni. Bene, noi vorremmo invertire questa tendenza. E invertirla come? Ad esempio, abbiamo 11.000 capannoni vuoti nel nostro territorio regionale. Bene, utilizziamoli. Porte spalancate nuovi imprenditori. Il caso di Amazon è lì, è eclatante. Attenzione, tappeto rosso a chiunque voglia investire in questa regione. Porte aperte, ma la politica che cosa serve se non è in grado di incentivare l'utilizzo e la realizzazione di nuove infrastrutture, di nuovi capannoni, nuove realtà produttive nell'esistente, riciclando, utilizzando, rigenerando l'esistente o anche abbattendolo e ricostruendolo. Noi questo dobbiamo fare, non dobbiamo andare a incidere ulteriormente nel consumo del suolo vergine, che tra l'altro è già ridotto ai minimi termini. Il Veneto, lo sappiamo purtroppo, mezzo Veneto è a rischio di diventare una camera gas, e in parte lo è anche già diventato. Anche questo, per carità, non voglio dire che sia una responsabilità della regione, ci sono responsabilità anche della regione, però è responsabilità della regione mettere in atto tutti quei provvedimenti per limitare, contenere, ridurre questa situazione grave. Uno degli elementi. Adesso qui il governo è intervenuto con la detrazione fiscale del 110%, io qui mi aspetto veramente una cosa straordinaria in Veneto, ci credo molto, abbiamo delle aziende straordinarie che possono andare a investire per la ristrutturazione, per ridurre ovviamente il consumo energetico delle abitazioni private, che viene interamente finanziata dallo Stato. Ma non è solo questo. È il traffico veicolare, rispetto al quale noi dobbiamo intervenire. Noi da 30 anni in Veneto discutiamo di un progetto che è il sistema ferroviario metropolitano in superficie. Oggi a distanza di 30 anni è un progetto vecchio che deve essere ripensato, riammodernato, adattato anche alle moderne tecnologie, ma era un programma straordinario. E avere un mezzo pubblico coordinato con altri mezzi pubblici che ci permetta ogni 20 minuti di avere la certezza di poter giungere dove dobbiamo andare fa la differenza tra la decisione di lasciare o meno la macchina a casa.
Noi possiamo costruire tutte le strade che vogliamo, ma per entrare nelle città principali, capoluoghi di provincia del Veneto, non possiamo veramente costruire tutte le strade che vogliamo, saranno sempre intasati l'ora di punta. Invece se abbiamo un sistema efficace di mezzi di trasporto, miglioriamo anche la qualità della vita dei cittadini. Ebbene, quel progetto ambizioso, anche vecchio, è stato definitivamente, provvisoriamente, messo da parte nel 2018. È stato investito qualcosa, è stato investito 1 miliardo, però le risorse che erano necessarie per poterlo finanziare erano di circa 6 miliardi di euro. Si è ritenuto in Regione che non ci fosse la possibilità di giungere ad una copertura. Bene, noi facciamo la nostra proposta. Noi in questo progetto ci crediamo, discutiamolo nel merito, ma ci crediamo e crediamo che ci sia anche la possibilità di finanziarlo. E sapete qual è questa possibilità? Quella di andare a rinegoziare tutti i contratti fallimentari di project financing firmati dalla Regione negli ultimi 20 anni e andare a prendere i contratti fatti in derivati e portare a giudizio quei soggetti che hanno presentato in Regione quei contratti, perché c'è una sentenza della Cassazione che fa giurisprudenza a sezioni riunite, tra l'altro ottenuta grazie a un'amministrazione, a un sindaco del Movimento 5 Stelle, il sindaco di Cattolica, che ha dichiarato nullo quei contratti. E quindi noi vogliamo avere la nullità, la dichiarazione di nullità anche dei contratti in derivati fatti improvvidamente, chiaramente, dalla Regione Veneto, e la rinegoziazione non sulla base di nostra valutazione, ma andiamoci a leggere la relazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Superdemontana Veneta, la quale chiede all'amministrazione regionale di rivedere la convenzione, chiede all'amministrazione regionale di ridurre gli anni della concessione. Ebbene, tutti i contratti di project financing devono essere rivisti, perché non è ammissibile che vengano buttati miliardi di cittadini in quel modo, e investiamoli sul sistema metropolitano in superficie.